Una grossa massa di fango e detriti che si è staccata dal versante, spostando le protezioni che erano state posizionate in un tratto già interessato da movimenti franosi e che la pioggia di questa notte ha ulteriormente peggiorato. È scattata questa mattina la chiusura della strada provinciale 38 per Novano a Casarza Ligure. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto e non ci sono abitazioni isolate. Siamo subito intervenuti sia come comune che come città metropolitana con i tecnici. Ora la strada è stata chiusa perché c'è il rischio di un ulteriore distacco. Fortunatamente non ci sono case isolate, per cui chi abita nella zona di Novano può scendere verso Casarza, chi fa il bracco può andare verso la zona di Trigoso. La strada rimarrà chiusa precauzionalmente per i prossimi giorni fino a che non smetterà la pioggia. Città metropolitana è intervenuta già e è previsto un intervento di messa in sicurezza del versante. Voglio, ripeto, tranquillizzare le persone perché è monitorata. C'è stato un altro smottamento sulla strada provinciale per Cardini, siamo subito intervenuti per la rimozione del materiale, massima prudenza, ma fortunatamente la viabilità alternativa è consentita.